venuto giù perché avevo degli amici qui che lavoravano su in selva, nella diga, aveva appena cominciato la diga, sì, i lavori insomma della diga, e questi qui mi hanno detto vieni giù, che giù c'è lavoro da fare il cuoco e così io avevo fatto solo un 6 mesi di scuola così insomma nel nostro paese là di cuoco. Poi dopo sono venuto qui e ho fatto esperienza. Erano sì trentini come cuochi e poi dopo c'era il lavapiatti che una volta che si lavava tutti i piatti a mano e così, ma si aveva 500-600 persone qui, sì, è una mensa bella insomma di lavoro. Avevamo un cuoco, nostro paesano proprio di lassù di Trento, e eravamo in due e tre trentini di su del nostro paese lì poi. Sono arrivato qui, mi ricordo altro che ho detto, dico, ma porca miseria, dove sono venuto qui? Sì, non per niente, ma insomma lassù noi nel Trentino lì è i più bei posti che ci sono, Fiera di Primiero, San Martino di Castrozza e così, sono bellissimi là. E ho detto che ben qua non sto, no, no. Dico, boh, stavo lì a lavorare perché ero venuto giù apposta per lavorare, si faceva ore e si prendeva anche i suoi bei soldi sicuramente, però ho detto, dico, no, no, vado via qua. Era così, quella volta era così, c'era gente di fuori, loro pensavano che là vengono solo per chissà che cosa e allora si andava anche lì con anche buone maniere perché non c'era quella volta di scherzare tanto. Dopo dipende di come ti comportavi, perché loro capivano subito se uno era, poi dopo se erano poi, perché c'era anche tanti calabresi, e allora quelli erano un po' fuori campo. Sì, erano tanti di giù della bassa e quella volta ne mandavano via parecchi perché o perché bevevano o perché non lo so io hanno sempre il carattere loro un po'. Sono brava gente, tutti quanti sono bravi, veramente se li conosci e se parli, però hanno le sue regole e lì e tra loro succedevano spesso e volentieri liti e allora arrivava chi li sistemava e l'indomani li mandavano via e non scherzavano quella volta. Sai, noi altri si aveva un po' un carattere qui nell'alta Italia un po' troppo, in quella volta c'era un po' troppo razzismo, sì. No, no, proprio c'era nel sangue, eh, Teroni, si diceva, ecco, e quando avevi detto quello era già un'offesa, insomma, ecco, e non era neanche giusto. Ma più che altro era che si veniva giù assieme di lassù, era praticamente dei miei paesani e poi dopo anche, sì, dopo si è cominciato a parlare con gente di qua, ma io mi sono trovato bene, molto bene, anche come amicizie e così, proprio era una bella cosa, insomma. E ben lassù è tutto un altro patois su nel mio paese, là, Trentino. Cercavo di imparare, l'ho cercato di imparare anch'io il friulano, mi piaceva anche poi, fra l'altro, sì. E qui era differente sicuramente, però parlando un po' cercavo di parlare anch'io
di imparare e parlarlo anche mi piaceva parlare, sì. Poi il sabato, la domenica o il venerdì si veniva giù a ballare qui a Meduno e se no dopo si andava a Spilimbergo anche, ma Udine anche si andava un po'. Ma quella volta si girava. Poi ho trovato la ragazza qui del posto di Chievolis che lavorava nel bar La Cassan e così lei aveva anche il fidanzato, se era per quello. Ha lasciato quello per prendermi me, non so se ha fatto bene o no. Lei lavorava nel bar qui a Chievoli, ce n'erano 5 quella volta, erano 1000 persone però, anche che abitavano insomma nei Chievoli e dintorni. Eh sì. E lei lavorava lì e aveva anche il suo fidanzato che era in Svizzera anche lui a lavorare. Era una bella signora più che altro, e anche buona, e così siamo trovati e parlato un pochettino e tutto, poi dopo siamo usciti un po' assieme, poi lei abitava anche lì, a Tamarat proprio. E, e niente, poi dopo praticamente mi ha voluto anche bene e ha detto sì e ci siamo sposati nel 63. Allora le ho chiesto a suo papà, perché suo papà eh, era un grande uomo, potente anche. E allora mi ha detto, senti, tu a casa mia puoi venire tutto, comportarti bene, però mi raccomando non sta a venire qui con altre intenzioni, o vieni serio e se no quella lì è la porta ed è meglio che tu resti fuori. Subito mi ha detto, e quella volta non scherzavano, però è stata anche una bella esperienza, insomma, anche con lui mi voleva bene a me, sì, veramente, perché, perché anch'io, insomma, sì, dopo un po' il lavoro e un po' così, perché lavorava anche lui lassù, in selva. Ma allora l'avevo portata già su a fare conoscere i miei. E allora a mia mamma gli è piaciuto subito, sì. Sono contenta che è una brava ragazza e così. Papà era sempre d'accordo. E lei lassù ha detto no, no, io no, qui non sta a portarmi che io non vengo su. Bene, non è detto che si deve andare su, anzi mi piaceva anche a me stare qua giù. Era una brava signora, veramente.